Ed eccoci qua, cari amici, un sabato 5 novembre dopo un raduno di camion d'epoca alla buona, organizzato dal buon Stefano Bertazzone, ricordiamolo. Insomma, siamo venuti qua, invece che andare a casa, ti ho detto: Filippo, c'è un camion d'epoca, c'è un baffo da vedere. C'è un baffo da vedere, e ho detto andiamo subito, prima di andare a casa, portiamo a casa questo ricordo. Questo Fiat 639, che era un ex esercito militare, utilizzato per una società privata ora per sgombero neve, è qua in vendita, caro Filippo. Vediamo il piastrone della lama, andiamo qua a vedere, appunto, gommato bene. È gommato bene, monta un motore di un Fiat 643, abbiamo detto, è in vendita, insomma potrebbe fare ancora la sua bella figura sicuramente in qualche strada di paese, qua, caro Filippo, o anche nel capannone di qualche collezionista. Ed eccoci qua, cari amici, siamo vediamo qua. Le botole sopra la cabina, là sul tetto della cabina. Ed eccoci qua, cari amici, siamo qua in mezzo qua un po' al deposito di un'impresa edile. Un po' di un'impresa edile, in mezzo qua la gente, qua insomma, che non sono... Bravo. Guardate qua, c'è la diretta un po' artigianale, un po' di casino ci sta sempre qua. Ha detto che la batteria è un po' a corto, però potrebbe partire. Eccolo qua, cari amici, insomma, Fiat 639 è in vendita, appunto. Servizio sgombero neve, io vi faccio vedere come è allestito. E adesso, caro Filippo, se mi apri la porta, andiamo a vedere la cabina internamente, che mi hanno detto che è tenuta bene. Allora, cari amici, attenzione, vediamo un po' di salire qua su questa cabina. Effettivamente non è proprio facile. Eccoci qua, cari amici, eccolo qua, è dotata di brandina, guardate qua, 639, insomma è tenuto bene, si potrebbe appunto utilizzare da battaglia qua. Vediamo quanto chiederanno, insomma c'è il prezzo abbordabile, potrebbe interessare qualche collezionista. Guardate qua, cari amici, insomma tenuto bene, al coperto, c'è qualche traccia di ruggine ma nulla di che. Guardate qua la cabina. Filippo, te cosa dici? Vedo che è tenuto molto bene. C'è un riscaldatore lì, c'è un... Guardate qua, cari amici, insomma. C'è un riscaldatore artigianale. C'è un riscaldatore artigianale. Con i tubi che arrivano dal motore, probabilmente è un radiatore da riscaldamento messo... Beh dai, insomma, comunque va bene, per lo sgombero parte d'inverno con la neve. Per lo sgombero neve qua va benissimo, attenzione qua adesso che scendo. Filippo, va bene qua. Attenzione, cari amici, qua. Ed eccoci qua, insomma. Va bene, abbiamo fatto vedere, no Filippo? Sì, dai. Insomma, una diretta così improvvisata, siamo qua in mezzo alla gente, qua. Guardate qua, cari amici, vi faccio vedere qua, vedete qua, il gruppo c'è, 639 qua, insomma, qua in vendita. Potrebbe ancora, sicuramente magari in Africa potrebbe dire la sua, però certo non c'è la neve, insomma. Però insomma, ripeto, su qualche strada di qualche paesino di montagna può fare la sua bella figura, o no Filippo? Eccolo qua, cari amici, insomma, ragazzi, Fiat 639, eccezionale. Guardate qua, insomma, c'è un po', insomma, giustamente nella sua ambientazione giusta, qua guardate i cartelli, insomma, lavori da strada, guardate. Allora, Vittorio, sono qua in compagnia di Vittorio Sandrini, cosa mi dici di questo Fiat 639? È in buono stato? Si potrebbe... In ottimo stato. Si potrebbe farci un pensierino? Cosa dici? Sì. Alla moglie cosa diciamo? Ah, lì è un dramma. Non metterlo. Ma poi è un dramma. Puoi sempre dire, come dico io quando compro i modellini, ma sai, è stata un'occasione, dai, prezzo tirato, no? Almeno ci crede più. Offerta fiera, eccolo qua, cari amici, insomma vi ho fatto vedere questo bellissimo Fiat 639, eccolo qua, insomma. Filippo, una tua battuta finale? È bello così. È bello così, manteniamolo così. Usabile. È ancora usabile, portiamolo a casa. Qualcuno lo porti a casa e che non vada al taglio, o no? No, al taglio non deve andare. Ok, cari amici, qua Marvin e Filippo Sciosci vi salutano. Ciao a tutti. E alla prossima. Alla prossima. E qua il grande Bettega, guardate qua come ti chiami. Insomma, dai, il nome, ecco. Eccolo qua, insomma, abbiamo visto qua il famoso ecco Romeo. Aveva l'Alfa Romeo, eccolo qua. Cari amici, il Marvin vi saluta, ciao a tutti, insomma anche Romeo nei nostri video c'è. Ciao a tutti.